Oggi si approva il bilancio del Confidi per il 2023. Quali sono i numeri e l'attività che sintetizzano questi numeri? Ne parliamo con il Presidente Alessio Lattuca. I numeri sono cresciuti moltissimo perché abbiamo stabilito nell'anno 2022-2023 un numero di convenzioni molto significative. Intanto il consorzio è convenzionato con ICCREA a livello nazionale e con CC Banca, sono i due settori delle casse rurali che si sono aggregate a livello nazionale. Poi è convenzionato è consorzio autorizzato dal Fondo di Garanzia Nazionale, del Mediocredito Centrale e da Ismea. Stiamo portando avanti alcune iniziative, tra le più importanti in questo momento c'è una particolare attenzione al settore agricolo, perché sia con l'Ente Nazionale del Microcredito sia col Fondo di Garanzia è possibile finanziare fino a 100.000 euro anche delle attività, delle microattività nel settore agricolo, sia per chi ha già impresa sia per chi vuole fare impresa. E abbiamo una struttura, uno staff organizzato per mettere insieme le idee delle persone e trasformarle in attività vere e proprie. Quindi il consorzio si propone per tutti i settori, ovviamente quello dell'agricoltura è uno dei settori, stiamo guardando alle aree industriali di tutta la Sicilia, guardiamo ovviamente da sempre al sistema commerciale, ma con particolare attenzione rispetto a tutto questo, alle nuove attività, perché abbiamo finanziato moltissime attività nel Trapanese, in particolare nelle isole Egadi abbiamo fatto nascere alcune start-up e sono delle esperienze positive che stiamo inserendo nel nostro portale per informare le imprese interessate. Tutto sommato, nonostante siamo in Sicilia, il consorzio ha buone opportunità di sviluppo, ma il consorzio fortunatamente non ha solo sede in Sicilia. Abbiamo aperto una sede importante adesso a Frosinone, perché abbiamo stabilito un accordo con la Banca Popolare di Frusinate e a breve stiamo chiudendo con altre banche, BCC di Roma che ha incorporato la Montepruno. Quindi abbiamo una possibilità di sviluppo extraterritoriale rispetto appunto alla Sicilia e stiamo sfruttando tutte le opportunità offerte dal nuovo sistema che è partito dal gennaio 2024, che ha riposizionato i consorzi di garanzia fidi rispetto alla vecchia realtà che vedeva il Fondo Nazionale un mezzo a cui le banche accedevano direttamente. Quindi i consorzi oggi si propongono in termini nuovi non solo come garanti, ma come consulenti delle imprese, per cui si sono attrezzate, non solo noi, i consorzi in generale e noi in particolare, sono attrezzate per assistere le imprese in tutte le sue fasi, compreso quello della creazione di impresa che spesso crea delle difficoltà con le banche.